Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo alla stagione 2010-11, siamo a un record di 61-19, mancano 2 partite. Siamo tranquillamente in carrozza ai playoff per i campioni in carica e vediamo un po' l'MVP. Attenzione, il spodesta veneziano è LeBron James. Poi DeMarcus Cousins, matricola dell'anno. Jason Terry, sesto uomo dell'anno. LeBron James, LeBron James è una bestia. Corey Green, giocatore più migliorato. Lucas, autore dell'anno. Che poi è nostro anche Lucas. God. Gary Samuels, amministratore dell'anno. E si gode. Veneziano fuori da tutto, ma dai, ma dai. Oh. Ma scusa un attimo. Da contusione, madonna, stagione deplorevole per Veneziano. Mamma mia. È stato forse il canto del cigno l'ultima season, perché adesso, cioè, noi chiaramente... Cioè, guardate qua ragazzi, comunque LeBron e Veneziano, cioè diciamo Gilbert Arenas, Veneziano e LeBron hanno dominato l'NBA, comunque a parte i 4 anni di Veneziano tra Vancouver e Boston che si gode. Noi vogliamo il terzo titolo, ne ho vinti sempre due con Vancouver, 2 con Boston, su 2 con Chicago. Abbiamo 6 titoli irridati, però, cioè, noi vogliamo di più, raga. Noi vogliamo di più. Abbiamo 6 titoli NBA, 5 MVP, 14 All-Star, 6 primo quintetto, 5 secondo, 1 solo terzo quintetto. Vabbè, andiamo, siamo contro Indiana. Vediamo cosa combina LA. Tanto noi qua dovremo vincere, spero bene, tranquillamente, i primi turni, i coglioni. Ecco, perfetto. Attenzione che qua... Ai ai ai. Attenzione. Vabbè, non posso da campione in carica uscire il primo turno con un po' di squadra che ho, però dai, per cortesia, signori. Non diciamo strunziate. Ok, sulla seconda la vinciamo. E si gode. Andiamo a Pacers, andiamo non a Indiana, andiamo a Pacers, andiamo a Pacers. Mamma mia che scopolone ragazzi, scopolone. Prova a giocare 2 point di distanza. Dai raga. Gibson. Si vede che sono le sovraimpressioni nuove. Griffin, oddio, beffatto Blake. Attenzione, LeBron, vai. Attenzione il Cume. Ma da King. Veneziano riconosce la classe di... No, Veneziano tira un mattone inguardabile. Mattone inguardabile del Cume. Mattone inaccettabile del Cume. Brutto, brutto. Rischiamo di andare sul 2-1 per Indiana. No, sbaglialo. Godo. Proprio la giocata da 2 ovviamente, I coglioni, cioè deve sbagliare che questo... No, ok. La tripla io me la gioco col Cume comunque. Io me ne sbatto il cazzo di un lavoro in città. Vai, abbiamo anche il Barba, cazzo, abbiamo un squadrone. Oh. Disastro. Mamma mia ragazzi. Chicago che è uno squadrone anche ardente, tutti che avevamo. Ci abbiamo tutti ma non riusciamo a fare un cazzo. Crisi nerissima per i Bulls, crisi nerissima, signori. Dai che dobbiamo vincerla però, siamo vicini comunque, non siamo, cioè, stiamo giocando male ragazzi, Meno male, meno male. Adesso bisogna fare la grande vittoria in casa e poi chiuderla a Pacers. Io devo chiuderla a Pacers, ragazzi.
Se non posso non chiuderla a Pacers. Buono. Mai rotto nessuno in regular season quest'anno. Stanchi adesso. Attenzione. Dai che la portiamo a casa. Perfetto. Chicago, Miami. Oh, Los Angeles passa il turno. Ancora derby con i Clippers, cioè spaventoso. Poi Minnesota, New Orleans e Philadelphia, Toronto. Ma vediamo. Siamo in casa, lo United Center contro Miami. Vediamo cosa combiniamo. Aia, e perdiamo la prima. Non mi stanno piacendo sti playoff, signori, eh? Non sembriamo la squadra dell'anno scorso. Adesso qua però facciamo una vittoria un po' pesante, come un film di Fassbinder. Io sono curioso di vedere Los Angeles, ragazzi. Il meme LA, ragazzi, il meme LA. Dai che vinciamo bene anche questa. Malika Andrews ha visto che il cubo è incontenibile veneziano, incontenibile. Che poi ho vinto io contro Los Angeles una finale, Boston e LA. Poi LA nasce vicino, attenzione. Dobbiamo entrare, raga, a Miami. Vai. Spero di fare un po' meglio perché sono tanto di merda contro i Pacers. Niente, non ho proprio ritmo, non c'ho ritmo. Grande Black. Andrea Bargnon. Insomma, Miami è uno squadrone comunque, Wade. 42 punti di Wade, signori. Niente cagate veneziane. Grande come che recupera. Come non è molto in forma comunque. Attenzione al Barba. No, cosa sto inventato qua veneziano, però. Giocata fenomenale del talentissimo. Che giocata. Lucas gode. Il grande Lucas. Mamma mia, incontenibile Wade. Grande Wade. Non ne mette mezzo il Kuma, non ne mette mezza la 3. Volevo chiudere perché sono sicuro che il Kuma è un fenomeno, però non sfruttare più LeBron, l'MVP, l'ennesimo MVP. Che dinastia comunque di Chicago. Vogliamo il terzo titolo, ma non sarà facile. Cazzo, possiamo andare agli overtime. No! Non ci credo. Dormita di Chicago. Scandalosa. Mamma mia, disastro assoluto per il veneziano che non ne sta imbroccando una oggi, Un veneziano ai limiti del ridicolo. 2-2, mamma mia. Ragazzi, qua c'è veramente il rischio
di andare fuori, secondo me. E perdiamo anche questa, attenzione, siamo a un passo dall'eliminazione. Andiamo a Miami per gara 7. Difficoltà per i Chicago Bulls. Buono, 3-3, tanto LA è in finale con Minnesota, attenzione, LA può fare It's Miracle, really a miracle. Vai. Ci giochiamo tutto il 16 maggio 2011, gara 7, game 7. Mamma mia, tiratissima, tiratissima. Adesso no, però la andiamo a vincere e voliamo in finale di conference contro Philadelphia. E godo. E godo. Andiamo contro Philadelphia. L'abbiamo rischiata però, ragazzi. Perdiamo male, gara 1. Tanto perde Los Angeles, no, per Los Angeles è il meme, ragazzi. LA è il meme. Tutte partite tirate. Questa dovremmo vincerla noi, sì. 1-1. Pareggia anche Los Angeles. Pareggia anche Los Angeles. Qua stiamo prendendo lo scoppolone, ragazzi. Lo scoppolone, purtroppo. Facciamo molta fatica. Ai ai ai, 2-1. Tanto vince Los Angeles. Potrebbe essere l'anno giusto di Los Angeles. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. 1-3. 3-1 Los Angeles. Attenzione. Siamo vicinissimi all'eliminazione. Se perdiamo questa è finita. Chiaramente devo entrare prima. Vai. Dovevamo provare a salvare il salvabile. Il Barba. Malissimo, malissimo. Ah, per forza, oh ragazzi, ma Gilbert Arenas ha rotto il cazzo però, Cioè, ovunque va Arenas è Carmelo Anthony, Sto cominciando a capire perché stiamo prendendo le bombe. Perché abbiamo questa squadrazza? Mamma mia, da casa sua! King James, bisogna sfruttare James, ragazzi. È lui il fenomeno. Veneziana adesso si è in parabola discendente. Dai, ha avuto il sussulto l'anno scorso, ma dai, comunque Gilbert Arenas mai visto così forte nella storia della National Basketball Association. Ciao, sono Gilbert Arenas. Bravo LeBron, porca miseria, peccato. Bravo Kim James. Due su due per il prescelto, Chosen One. Anche se veneziano si definisce, sono io il Chosen One, ragazzi, sono il culo. Vediamo se riusciamo a salvarci, ma non mi aspettavo sta playoff. Mamma mia. Un veneziano a sto punto, non so, fuori per farli, credo. No, Black, no. Vai Barnia. Bravo. Meno 4. Stiamo tentando il miracolo, ma vedo una squadra in difficoltà. Non difendiamo neanche bene, onestamente.
Mamma mia, LeBron. È LeBron la stella fiammeggiante. No, Blake. Me la stava regalando Blake. Questi qua le mettono tutte però, Ardit non c'è, è finita. Il Cume non c'è. Spero non sia infortunio. Il bar, bruttissimo. Sta abdicando, paura Chicago. Vai Black. Grande Black. Bargnani. Vediamo se è un segnale. Vediamo se è un segnale. Bella questa, bellissima. Cosa ha fatto, ragazzi, Bargnani? Stoppata leggendaria di Andrea Bargnani. No. Niente da fare. Cioè, abbiamo un playmaker che è una merda atrocissima. Ci stiamo provando, ragazzi, ma la vedo difficile. Questi mettono tutto. Ciao, sono Gilbert Arenas. Grande Blake. Chicago non molla, ma le difese fanno cagare in sto momento. Ancora grandissimo Andrea. Mamma LeBron. In questo momento LeBron è di un altro pianeta. Grandissimi. A sfruttare LeBron, ragazzi. Grandi, ragazzi. Sembrava finita. Bargnani con la stoppata l'ha resa possibile ancora. (106-106) partitona. Ancora difesa monumentale di Andrea. No, non ha senso però LeBron. No, non ha... No! No! Cosa ho sbagliato con Bargnani? Ai ai ai. Provo per la vittoria, ragazzi. La rischio. Chi non risica non rosica. Ah, malissimo.
And you can see the elation on their faces. I mean, not just happiness, but pure excitement and joy to be headed to the NBA Finals. A tremendous Ah, è finita, è vero, è finita. 4 wins away from a championship. Yeah, and so close. Giusto. Veneziano cosa si è fatto male? Sì, non è neanche... Madonna, attenzione, non c'era proprio Veneziano. Ah, però... Nel match più importante, Veneziano fuori. Non ho parole. Vediamo un attimo. Mamma mia, distorsione grave alla caviglia sinistra. Ai 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 ai. Questo può essere... Anche è vero che Ben Gordon manca. Strappo il tendine da chi... Mamma mia, che sfiga, ragazzi. Adesso ho capito perché abbiamo fatto dei playoff di merda. Non ho parole. Ragazzi, vi volevo lasciare così. Finalmente nel 2011 Los Angeles vince il suo primo titolo con Kevin Durant MVP. Ma c'era vero Kobe Poretto perché... Ok, dai, sono troppo contento, campione NBA, finalmente ha vinto anche Kobe. 4-3 partitona comunque. Los Angeles è campione del mondo, finalmente. Non ce la facevo più a vedere Los Angeles ridotta così. Si ritira Sir Charles Barkley, Chris Webber e tanti. Antonio McDyess, vediamo Charles Barkley alla fine chiude. No, no, no. Con il titolo, il mio primo titolo vinto da me, chiaramente non c'era ancora il Cume. Quindi alla fine Charles ce l'ha fatta. Almeno un titolo l'ha vinto, solo che nel lontano 93. A me Hall of Fame Charles Barkley e Chris Webber. Ritiri maglia Charles Barkley Phoenix, Joe Smith e Chris Webber appunto. Cambiamenti storici, va bene. Va bene. Ok, Cleveland è prima. Raga, è successo di tutto. Ed è finita una dinastia incredibile. La dinastia di Chicago, che comunque ci ha portato 2 titoli. Però LeBron, raga, non ce la faceva più. Non sopportava più veneziano. La prima donna, The Chosen One, The Chosen Two, The Chosen Three. Basta. LeBron saluta Chicago ed è rivoluzione, ragazzi. Rivoluzione. Adesso la squadra è così: Veneziano, Arden, Bogdanovic, Griffin e Howard, grande colpo con Wall e Lopez manchinari, quindi ho fatto una rosa più lunga, una franchigia, chiamatela come volete, un roster più lungo con cioè, il playmaker John Wall e il centro Lopez come riserve, è tanta, tanta roba, anche se Veneziano è in un piccolo declino. Andiamo a vedere il roster perché ci sono degli squadroni, ragazzi. Allora, Cleveland, LeBron James, Vince Carter, Kylie Irving, Nikola Vucevic e basta, però uno squadrone devastante. Boston è in fase molto discendente. Gli stessi Clippers ormai sono andati. Atlanta, niente di che. Miami, buona squadra. New Orleans, nulla di che. Utah, nulla di che. Sacramento, nulla di che. New York, media. LA, ragazzi, devastante. I campioni in carica con Paul, Durant, Garnett, Bryant e Gasol dominano, però ragazzi non hanno vinto 4-3 ma 4-1 perché mi è crashato il gioco, ho dovuto rifare e hanno vinto sempre che Durant è MVP delle finali, però non hanno vinto 4-3 ma 4-1, poi faccio vedere comunque. Poi abbiamo Orlando buona, Dallas nulla di che, New Jersey nulla di che, Denver, Carmelo Anthony non male, ancora meno Ben Gordon infortunato, no, squadra non malvagia, Indiana nulla di che, Piston buona, Houston buona, San Antonio normale, Phoenix normale, Thunder buona, Minnesota buona,
Portland media, Golden State, Curry, Duncan, Iguodala, Gallinari, Klay Thompson, squadra devastante, quantomeno a lungo andare. Toronto, non male, è arrivato anche Reggie Miller, incredibile. Memphis, buona. Bobcat, ma non male, e finisce qua ragazzi, con Veneziano comunque ancora al comando, insieme a Chris Paul come i best della squadra. Raga, sotto il comandone veneziano ci lasciamo, però vi devo far vedere per correttezza. Vabbè, LeBron vince l'MVP, matricola, sesto uomo, difensore, e fin qua ci siamo. Albodoro, vedete, 4-1, con Philadelphia, non 4-3, ripeto, per il crash che c'è stato. Capi classifica Lega, Derek Rose punti, rimbalzi Randolph, assist Tony Parker veneziano non vince dal 2002-2003, mamma mia. Palle rubate, Madonna, LeBron James devastante, stoppate Bargnani, grande, ci mancherà il Barne, ok, e ok. Hall of Fame lo sappiamo. E basta, raga, sotto il commento veneziano ci apprestiamo a fare la stagione 11-12. Ciao!